Amiche e amici di Sport Più, buongiorno, ben ritrovati una nuova colazione insieme. Questa mattina torniamo a parlare di Toni Veneto e lo facciamo con il presidente regionale Dino Ponchio. Buongiorno Dino, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti coloro che ci guardano. Presidente, oggi facciamo un bel resoconto perché, lo sai, quando ci sono le cose belle è giusto raccontarle, è giusto anche dire i numeri perché, insomma, stiamo parlando dei festival per lo sport veneto, un'iniziativa che il CONI Veneto ha voluto fortemente, appoggiata dalla Regione Veneto e i numeri di queste tappe, che adesso poi andrò anche a ricordare. Beh, insomma, sono numeri che fanno veramente bene allo sport e fanno capire che c'è questa voglia di sport nelle piazze. Sì, devo dire che sono molto soddisfatto. Proprio stamattina ho inviato un messaggio ai miei cari delegati provinciali perché sono stati splendidi tutte e sette. Abbiamo fatto 8 appuntamenti nelle piazze più belle, tra le più belle del Veneto, perché ne abbiamo infinite. 8 appuntamenti di sport in piazza per portare lo sport fuori dai sacri luoghi dedicati allo sport, ma nel tessuto urbano delle città, per catturare l'attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei cittadini, con l'obiettivo principale di portare lo sport ai cittadini per poi portare i cittadini, i giovani in particolare, allo sport. Allora, ricordiamo queste 8 tappe. Si è iniziato il 7 di settembre a Oderzo in Piazza Grande, poi il 15 di settembre Parco Querini a Vicenza e il Lungolago di Bardolino, provincia di Verona, 21 settembre a Sant'Elena, al Parco delle Rimembranze, e a Feltre, provincia di Belluno, a Pra del Moro. 22 settembre a Rovigo, in Piazza Vittorio Emanuele II e Matteotti, e la grande chiusura, la chiusura di questo tour, bellissimo tour che è durato quasi un mese, il 29 settembre a Prato della Valle a Padova. Allora, Presidente, innanzitutto, l'abbiamo detto, i numeri importanti. Stimarli, fare una stima definitiva è un po' complicato perché siamo nelle piazze, quindi il passaggio non si può quantificare con precisione, però a stima si può dire che sono state diverse decine di migliaia di persone. Ma a stima, ma non proprio buttata a caso, noi abbiamo avuto in questi 8 appuntamenti non meno di 500 ASD, società sportive, che hanno potuto far vedere come lavorano con i giovani, quanto lavorano bene con i giovani, per aiutarli a crescere dal punto di vista sportivo, magari mandandoli, perché c'erano anche società che hanno avuto quest'anno presenti nelle piazze quest'anno medagliati alle Olimpiadi di Parigi, magari mandandoli poi alle Olimpiadi di Parigi, ma sicuramente facendoli crescere bene per farli diventare buoni cittadini del domani. Ma dicevo, oltre 500 ASD, oltre 5.000 ragazzi partecipanti, con annessi e connessi diretti altri almeno 5.000, 4.000 addetti ai lavori, ma abbiamo catturato l'attenzione di almeno altre 20.000 persone, quindi un giro di 30.000 persone complessivo, che ha potuto vedere attraverso il progetto i Festival per lo Sport del Veneto, organizzato da CONI con il supporto della Regione e di tutte le amministrazioni comunali che ci hanno assistito in modo molto puntuale e preciso, hanno potuto vedere lo sport di base, quello che piace a noi, quello che, come mi piace dire a me, è il compito che deve avere il CONI 2, quello del territorio, perché il CONI 1, quello di Malagò, deve produrre i metalli preziosi, cioè prendere le medaglie per illustrare la valenza e il valore dello sport italiano. Noi dobbiamo invece portare i ragazzi alla pratica sportiva, e la filosofia dei festival era proprio questa. Organizzati a valle delle Olimpiadi, hanno proprio anche avuto il compito di raccogliere i nuovi innamorati dello sport, ragazzi e ragazze, che, come sempre, guardando le grandi imprese dei nostri atleti alle Olimpiadi, vengono assaliti, come dico io, dalla voglia di fare sport, e noi questa voglia abbiamo cercato di
accompagnarla e di accontentarli anche con i festival per lo sport veneto nelle piazze. L'ha detto prima, la grande attenzione, la grande disponibilità delle amministrazioni comunali, anche questo non è un aspetto da sottovalutare, perché solitamente quando mi passi il termine, invadono pacificamente delle piazze, c'è sempre un po' di ritrosia, perché si crea magari confusione. Invece in questo caso tutto perfetto, quindi anche le amministrazioni comunali hanno voglia, hanno bisogno dello sport per parlare ai propri cittadini. Sì, diciamo che anche con il viatico un po' ritardato dell'entrata in Costituzione dello sport, adesso più nessuno deve nascondersi o giustificarsi per aiutare lo sport. Abbiamo avuto il grosso aiuto e appoggio, patrocinio e anche sostegno economico dalla Regione, ma devo dire che tutte le amministrazioni, mi piace ricordare, anzi non vorrei ricordare qualcuno in particolare, ma non posso non citare lo scoppio di festa sportiva che abbiamo avuto a Bardolino con l'appoggio dell'amministrazione. Devo ringraziare anche tutte le associazioni sportive, le ASD e tutte le federazioni a discipline associate che ci hanno collaborato. Devo dire che siamo stati anche un po' furbetti perché noi sappiamo che c'è la giornata nazionale dello sport la prima domenica di giugno e noi abbiamo messo un secondo appuntamento sulle piazze in settembre. A giugno dobbiamo quasi pregare le società di venire perché sono alla fine dei campionati, sono all'inizio delle vacanze, i ragazzi hanno già dato, diciamo, nell'anno sportivo, mentre a settembre c'è la ripartenza, c'era una gran voglia, abbiamo dovuto addirittura dire qualche purtroppo no, che non ci stiamo più, perché le società, i ragazzi, le famiglie, i tecnici, gli allenatori, i dirigenti, in settembre c'è il gran fervore della ripartenza e questo è stato una delle chiavi del successo di questa manifestazione. Un altro riconoscimento importante è arrivato anche dalla Fondazione Milano Cortina, che ha inserito questi festival per lo sport veneto all'interno dei progetti di promozione appunto delle Olimpiadi 2026 con Italia dei Giochi. Anche questo è una cosa insomma, da non sottovalutare, da non mettere in È secondo. assolutamente un ringraziamento a Milano Cortina nelle sue varie sfaccettature, perché mi piace ricordare che abbiamo avuto addirittura le mascotte a Bardolino, le mascotte ufficiali delle Olimpiadi, che non è neanche facile averle, quindi ringrazio Milano Cortina che mi piace dire che il CONI non fa solo i festival, stiamo preparando il mega convegno atleticamente, il più importante convegno, diciamo, di metodologia dello sport italiano e mi limito così perché non voglio esagerare e abbiamo avuto, oltre che il patrocinio di Università di Verona e di Padova, anche quello di Milano Cortina, quindi il 9 e 10 di novembre ci sarà a Padova questo mega convegno ancora supportato e avallato dal Milano Cortina che ringraziamo. Ricordo anche che adesso a novembre, ottobre, se riusciamo a novembre, partiremo con un altro progetto legato a Milano Cortina Educational nelle scuole con un progetto che prevede è un po' impegnativo anche descriverlo, ma le classi percorreranno con portapassi e i chilometri, che sono circa, mi pare, 7-8 mila, da Pechino a Cortina, segnando tutti i giorni in un registro, diciamo, in un sito, tutti i passi e i metri e i chilometri che fanno e poi vedremo quale sarà la classe che vincerà, ma per dire che Milano Cortina è attiva sul territorio non solo per organizzare le Olimpiadi, ma anche per fare promozione della pratica sportiva. Quindi, giusto per chiudere il cerchio con i festival per lo sport veneto, questa prima edizione è andata bene, lo dicevamo anche dopo le varie conferenze stampa, ci si riproporrà, si sarà ancora nelle piazze anche nel 2025. La Regione Veneto ha detto che sarà al fianco del CONI, quindi questa è un anno zero per poi magari rendere un evento continuativo negli anni.
Sì, lo chiamerei addirittura anno 1, perché di solito si dice anno 0. Io lo chiamo anno 1 perché abbiamo già la sicurezza e ringrazio la Regione, l'assessore Corazzari, i dirigenti che ci hanno supportato molto bene. Ci saremo anche l'anno prossimo e sarà un appuntamento che diventerà fisso a Padova. A Rovigo e a Padova l'abbiamo fatto anche insieme con il centro del volontariato Veneto, di solidarietà e volontariato, che ha rinforzato, diciamo, le nostre manifestazioni, ma l'anno prossimo contiamo di fare, come abbiamo fatto in tutti gli altri posti, anche da soli. Chi vorrà unirsi a noi sarà ben accetto, ma ormai i festival sono è una manifestazione che cammina molto bene con le proprie gambe. Ricordo, se posso, che siamo in partenza perché il CONI del territorio non sta mai fermo. Siamo in partenza dopodomani, giovedì, per la Sicilia, dove si svolgerà il trofeo CONI estivo che, parentesi, avremmo dovuto organizzare noi nel Veneto, ma ce l'ha scippato la... No, ce l'ha scippato. È stato aggiudicato Amichevolmente, amichevolmente. alla Sicilia perché hanno avuto un budget molto molto superiore a quello che potevamo permetterci noi. Ci riproveremo, ma per dire che il CONI del territorio è sempre lì. Andremo con quasi 300 ragazzi, 200 tra accompagnatori e ragazzi che partecipano a questa mini Olimpiade Under 14. Andremo in aereo, partiremo da Verona e da Venezia giovedì e speriamo bene. Potrebbe anche succedere che vinciamo, ma se, come può essere, non vincessimo, saremmo contenti lo stesso, perché diamo la possibilità a 260 ragazzi di fare un'esperienza che si ricorderanno per tutta la vita, con la speranza di dare l'appuntamento nel Veneto i prossimi anni. Eh sì, poniamoci anche questo obiettivo che insomma sappiamo quanta voglia c'è di sport, abbiamo visto, quindi portare queste le Olimpiadi giovanili nel Veneto sarebbe veramente una cosa ottima. Io, Presidente, la ringrazio per la disponibilità. Abbiamo fatto questo resoconto sui festival per lo sport, ma da qui a fine anno sicuramente ci vedremo, perché iniziative, come lei ha già anticipato, ci sarà questo convegno a Padova il 9 e 10 novembre, insomma tante cose da qui a fine anno, quindi avremo modo di riparlarne ancora. Intanto la ringrazio, Presidente Ponchio, della sua disponibilità, e le auguro un buon lavoro e una buona giornata. Grazie a lei, grazie a tutti. Ciao ciao.